Gentili amici di portogruaro.veneto.it, torniamo di nuovo ad occuparci del sottopasso di Viale Isonzo, quello per intenderci vicino al complesso Le Tre Torri. Mi è stato segnalato che il comune avrebbe provveduto a ridipingere di bianco le pareti del sottopasso, che in precedenza erano state imbrattate dalle scritte di ignoti writers. Prima però di mostrarvi come si presenta oggi il sottopasso, vediamo in quali stati si trovava solo qualche mese fa. Come potete vedere, ora la situazione è totalmente cambiata. Le pareti sono state ripulite dalle scritte. Purtroppo nell'intervento di ripristino nessuno ha pensato di togliere le scarpie, ossia le ragnatele come le chiamiamo noi veneti, dalle lampade. Queste ragnatele lasciate penzolare danno l'impressione di trascuratezza ed incuria. Qualche cittadino, magari proprio uno di quelli che siede nel Consiglio Comunale di Portogruaro, si sarà già affrettato a dire perché invece di filmarle non le abbia tolte io con una scopa. Ebbene, rispondo a chi siede nel municipio che ben volentieri verrò a togliere quella sporcizia, incarico che a me comunque non spetterebbe, quando l'assessore comunale alla comunicazione vorrà finalmente rispondere, e questo sì dovrebbe essere un suo dovere come assessore alla comunicazione, ad una serie di domande che le avevo posto via email lo scorso 17 giugno e ripetuto via Facebook il 7 ottobre. Ma si vede che l'assessore in questione non conosce il motto latino repetita iuvant. Perché questo sottopasso può essere percorso solo dai pedoni e non dai ciclisti? In molti non ci avranno fatto caso, ma questo sottopasso è riservato solo ai pedoni. Ciò nonostante è attraversato anche dai ciclisti. Eccone degli esempi. Eppure nel progetto iniziale si parlava di sottopasso ciclopedonale, come sarebbe stato auspicabile per garantire ai ciclisti l'attraversamento in sicurezza di questo trafficato tratto di viabilità cittadina. Quanti soldi pubblici sono stati spesi per questo sottopasso usufruibile solo dai pedoni? Chi ha voluto quest'opera nonostante in superficie siano rimasti 2 attraversamenti a raso? Perché infine nelle vasche poste vicine alla parete dell'idrovora non scorre l'acqua? Spostiamoci ora all'inizio di via Bon, nei pressi della rotonda di San Nicolò. Qui il comune ha provveduto ad eliminare alcune barriere architettoniche che impedivano l'attraversamento pedonale alle persone in carrozzella oppure alle mamme con il passeggino. Come potete vedere sono state realizzate delle rampe in cemento in entrambi i lati della strada. Peccato che alla fine questo intervento abbia agevolato il comportamento scorretto di alcuni ciclisti che attraversano le strisce zebrate in sella alla loro bici anziché portarli a mano. Ma l'educazione stradale dipende dalle persone. Per chiudere, ecco immortalato l'ennesimo caso di un automobilista che va contromano nelle vie del centro storico di Portogruaro. È diventata proprio una moda, non c'è che dire. Per ora, gentili amici, questo è tutto. Alla prossima!